Buongiorno a tutti e benvenuti a questa intervista realizzata nell'ambito del programma di ricerca del Dipartimento DIL dell'Università di Udine in collaborazione con il Dedica Festival e l'associazione Tesis riguardo a Dedica Scuola. Oggi abbiamo il piacere di parlare con la dottoressa Martina Monetti, fondatrice dell'Associazione Culturale 0432, un'organizzazione che da più di 20 anni è impegnata nella promozione della lettura e della letteratura tra i giovani. La dottoressa Monetti ha una ricca esperienza accademica e professionale con una doppia laurea in scienze della formazione e numerosi corsi di perfezionamento sul tema dell'educazione alla lettura e alla letteratura per l'infanzia e l'adolescenza. Scopriremo il suo lavoro e il contributo dell'Associazione 0432 al Dedica Scuola. Iniziamo con le domande. Come è nata la collaborazione con il Festival Dedica? Dunque, nel 2018 Festival Dedica e l'associazione Tesis avevano deciso di continuare una strada che avevano già intrapreso, cioè di proporre degli incontri anche alle scuole primarie o secondarie di primo grado inerenti all'autore o l'autrice che ogni anno insomma è il protagonista o la protagonista di Dedica Festival. Avevano avuto delle esperienze soprattutto legate all'ambito dello spettacolo, del teatro, quindi cercavano un modo per continuare questo tipo di incontri che erano stati molto partecipati. Grazie a Chiara Carminati, che è una scrittrice, poeta per l'infanzia, che abita a Udine, ma è conosciuta insomma in tutta Italia, non solo, c'è stato un primo contatto tra di noi, tra la nostra associazione e appunto il Festival Dedica. La richiesta era quella appunto di realizzare uno spettacolo, comunque qualcosa che potesse contenere molti bambini e bambine in un unico spazio, però è qualcosa di cui noi appunto non ci occupiamo e quindi abbiamo rilanciato proponendo invece una modalità molto diversa che fino a quel momento non era stata conosciuta o insomma frequentata appunto dal Festival Dedica, ovvero quella di realizzare dei percorsi di educazione alla lettura. E devo dire che hanno avuto fiducia in noi, nella nostra proposta e quindi dal 2018 in maniera continuativa abbiamo iniziato appunto a proporre degli incontri nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, degli incontri appunto che moltiplicano anche il tempo, perché sono dedicati a 1 o 2 classi alla volta e in cui il focus è certo sulla produzione dell'autore o dell'autrice, insomma di volta in volta ospite, ma soprattutto sui temi che vari scrittori e scrittrici portano. E quindi dei momenti in cui si ascolta, si guarda e si parla anche molto sui libri e sulle letture. Interessantissimo. Come si struttura un laboratorio tipico nell'ambito di Dedica Scuola? C'è un tempo che è più o meno di 1 ora o un quarto, ma io in particolare sforo spesso perché quando si sta con i libri e con la lettura ci vuole molto tempo, ma insomma dobbiamo definire un tempo per avere un calendario. Le classi che partecipano sono 30, 35 ogni anno, quindi sono molte. Un primo momento è dedicato al conoscersi. Spesso chiediamo ai bambini, bambine, ragazzi e ragazze se leggono, cosa leggono, se frequentano le biblioteche, se gli viene letto a scuola, se hanno dei libri a casa, non tanto in una veste, insomma, di giudizio qualitativo, proprio per conoscenza e per iniziare a indagare, quale può essere il rapporto con il piacere della lettura di quel gruppo specifico. Poi, viene presentato il festival con, una breve biografia dell'autore o dell'autrice ospite e, poi varia molto, in ogni anno, dipende se quell'autore o quell'autrice hanno per caso scritto qualcosa dedicato all'infanzia e quindi sicuramente lo utilizziamo come motore del percorso e dell'incontro, o altrimenti, valutando di volta in volta quale può essere l'aspetto più significativo, se la biografia
dell'autore o dell'autrice, quindi proprio la sua vita o alcuni temi, alcune modalità di scrittura, portanti, cerchiamo quindi di integrarle con una bibliografia, originale che di anno in anno cambia ovviamente, però suggerendo appunto letture, tratte dal repertorio della letteratura per l'infanzia. E quindi Mh. albi illustrati o, libri alle volte anche graphic novel, oppure libri di narrativa. E quindi c'è una parte centrale in cui bambine, ragazzi e ragazze ascoltano o guardano anche delle proiezioni e poi c'è sempre un momento anche di rielaborazione insieme, quindi, un po' raccontarsi che cosa hanno percepito, che cosa gli è piaciuto, che cosa non gli è piaciuto, quali collegamenti riescono a fare, quali inferenze riescono a fare con ambiti della loro vita, perché la letteratura spesso parla delle nostre vite, o, altre conoscenze pregresse che hanno. Quindi direi che sì, più o meno le sezioni sono queste: un primo momento di conoscenza, la presentazione del festival, l'addentrarsi nello specifico, dell'autore o dell'autrice e una grande parte appunto di confronto dialogato. Sicuramente sarà una esperienza molto coinvolgente per gli studenti. Come pensa che la partecipazione ai laboratori trasformi il modo in cui gli studenti percepiscono la letteratura? Penso che da una parte appunto possa aprire ad una maggiore idea di, universalità della letteratura, cioè scoprire che una persona molto più grande di te, dice delle parole che ti possono coinvolgere, che ti toccano, e ti racconta delle storie che possono riguardare anche te, bambino, bambina o ragazzo, ragazza, ci riporta proprio come il particolare possa stare nell'universale, no, riporta proprio a questa dimensione, che supera anche le barriere linguistiche, le barriere del tempo, le barriere delle nazionalità, quindi, un'idea anche di umanità più coesa, di relazione più forte tra esseri umani. Quando ci raccontiamo le nostre storie, ci riconosciamo di più. Invece che usare termini come lingua, cultura, nazione, stato. Questo da una parte. Dall'altra parte, più in generale, sicuramente è un approccio, molto legato appunto al piacere di stare con i libri e con la lettura, l'idea che, stare con i libri è, anche un divertente passatempo, può avere anche una dimensione ludica, no, di coinvolgimento emotivo, ma anche di conoscenza, di competenze. Ecco, quello che ci interessa molto è dare l'idea che si può scegliere di stare con i libri, non sentirsi esclusi a priori, da una lettura perché è pensato come qualcosa di noioso, solo legato all'apprendimento, allo studio. E invece si può scegliere di stare con i libri e con la lettura e trovare piacevole anche questa scelta. E quindi, in qualche modo diamo anche degli strumenti per aumentare questo rapporto. Quindi bibliografie, l'idea che certi libri si possono trovare in biblioteca, i suggerimenti anche che spesso le insegnanti chiedono, i docenti chiedono dopo gli incontri, quindi che vanno a implementare magari le biblioteche della scuola, del plesso, della classe. Quindi una parte di lavoro sicuramente sostiene questo stare più a contatto con i libri e con le letture. Mh-mh. Ha ragione. Se dovesse descrivere l'esperienza del Dedica a scuola con 2 aggettivi, quali sceglierebbe e perché? Allora, sceglierei sorprendente, perché per me ogni anno è veramente, prima di tutto per me e per i miei colleghi, una sorpresa scoprire l'autore o l'autrice che viene invitato e invitata e quindi, riuscire a delineare, a tracciare dei percorsi che possano parlare ad un pubblico che non è il pubblico spesso, scelto da questo autore o da questa autrice, per i suoi libri, no, a cui indirizzare i libri che vengono scritti. E quindi mi sorprendo in realtà ogni anno di come poi, nell'universale appunto della letteratura si trovino, molti temi che possono tornare, molte piste, molte tracce, che possono veramente coinvolgere anche età diverse.
E l'altro oggettivo potrebbe essere sociale, perché il fatto di realizzare questi incontri con gruppi di bambini, bambine, ragazzi e ragazze, dà alla lettura quella dimensione sociale che forse gli adulti un po' dimenticano, perché quando un adulto pensa ad un libro si immagina spesso a leggerlo da solo. Invece, sia per quanto riguarda il festival, c'è molto questa idea, no, di socialità della lettura, incontri, conferenze, incontri con l'autore. Ecco, anche nelle attività con le scuole, questo aspetto, questa dimensione del vivere insieme una storia, di approfondire insieme un libro, un autore o un'autrice, questa dimensione sociale appunto si esplica, in maniera molto viva. Ringraziamo la dottoressa Monetti per aver condiviso con noi il suo prezioso lavoro e l'impegno dell'Associazione 0432 nel coinvolgere giovani lettori nell'ambito del programma del Dedica Scuola, e a tutti voi grazie per aver seguito questa intervista.